Consoci il futuro e approfondisci la personalità. Con le conoscenze astrologiche dello zodiaco. Caratteristiche del segno. Ariete. Il pianeta dominante è Marte, l'elemento è il fuoco, la qualità è cardinale. Il Sole transita nell'Ariete approssimativamente fra il 20 marzo e il 20 aprile. Colore da portare, il rosso in tutte le sue sfumature. Pietra portafortuna, rubino. La pietra dell'Ariete è di colore rosso, il rubino infatti ne conosce tutte le tonalità ed è un tipico cristallo alchemico in grado di sostenere coloro che non riescono ad essere fedeli, ma anche chi vorrebbe avere più memoria e fiducia in se stesso. Ha il potere di rendere felici e in salute, combatte l'anemia e aiuta la rigenerazione cellulare. Metallo, il ferro che appartiene a Marte. Mesi favorevoli, febbraio, agosto, novembre. Giorno favorevole, il martedì, dominato da Marte. Ora favorevole, 18.30, 19.30. Numeri fortunati, 8, 29, 44. Qualità principale, dinamismo. Animali affine, lupo, gatto e cervo. Fiori compatibile, margherita e tulipano. Segni amici, gemelli, leone, sagittario, acquario. Ascendente, calcola ascendente. Persone famose, Terence Hill, Johann Sebastian Bach, Alcide De Gasperi. Tutte le persone famose. Il simbolo grafico che rappresenta il segno zodiacale dell'Ariete raffigura la testa dell'animale stesso, in particolare le corna, emblema di fecondità nella natura durante il periodo della primavera. Esso può infatti essere associato anche al germoglio che spunta dal terreno, all'eruzione del vulcano, allo zampillo dell'acqua. L'Ariete apre la ruota zodiacale, segnando inoltre l'equinozio di primavera. Mitologia. Il mito greco legato al segno Ariete sono gli Argonauti, ovvero i guerrieri che si imbarcarono nella nave Argo alla conquista del Vello Dorato. L'Ariete rappresenta la forza psichica e l'iniziazione. Questo è un segno caratterizzato da grande creatività. Il soggetto Ariete ha bisogno di agire e di pianificare, è originale e rifiuta che qualcuno possa interferire nella sua organizzazione e non sopporta essere dominato da altri. Può risultare egoista, ma anche coraggioso e riesce ad imparare rapidamente. Ama dirigere una situazione difficile e da buona iniziativa anche se spesso non riesce a portare a termine i suoi progetti. Ha la costante necessità di prefissarsi nuovi traguardi e viaggiare alla ricerca di nuove idee. Talvolta può essere privo di tatto anche se non se ne rende conto, in altri casi ha una grande sensibilità. Benché assuma un atteggiamento coraggioso, spesso la sua grinta e la determinazione che vorrebbe dimostrare può vacillare facilmente. L'Ariete generalmente gode di buona salute, ma nonostante abbia una grande energia è incline ad avere problemi quando si lascia andare a qualche eccesso. L'Ariete classico sarà sempre in moto, coraggioso, impulsivo fino allo stremo perché convinto delle proprie idee, e può apparire scarsamente diplomatico e al tempo stesso spontaneo fino al punto di concludere e tagliare alcuni rapporti di amicizia, spesso senza tenere in alcun conto le conseguenze delle sue azioni e delle parole che potrebbero ferire. Sebbene questo suo modo di essere lo faccia talvolta star male, è in grado di ricadere negli stessi errori già commessi, ma è sempre pronto a riprendersi e a rialzarsi. Ha una enorme capacità creativa, spesso accompagnata da un bisogno di primeggiare e di arrivare. Pur non essendo né riflessivo né costante, tende ad agire per impulso, fin quasi a logorarsi per le troppe cose da fare, per i troppi progetti, magari anche per le frustrazioni che comporta l'impossibilità di riuscire a far tutto ciò che si era prefissato. L'Ariete tuttavia ha in sé una forza che possiamo definire incredibile, cade e ricade ma sempre si rialza, ritorna in piedi e riprende il suo moto quasi affannoso. Il carattere dell'Ariete può anche essere lunatico e costellato di impennate, anche se in fin dei conti se non lo si fa arrabbiare è leale ed incapace di rancori prolungati. Tuttavia l'Ariete si può definire un pessimo diplomatico, dall'animale che caratterizza il suo simbolo ha preso l'abitudine di attaccare di petto l'ostacolo senza poterlo o volerlo mai aggirare. Il soggetto Ariete non sopporta le bugie e rifiuta l'inganno, ma quando vi ricorre anche lui la sua menzogna ha l'aspetto della più cristallina verità.
Normalmente non ammette ipocrisie di ogni sorta, e al tempo stesso non vedo mai grigio ma solo bianco o nero. Nei confronti del denaro sa essere tanto prodigo o altrettanto avaro. L'Ariete è coraggioso ma anche fin troppo orgoglioso, vuole essere il migliore spesso più per amore dell'azione in se stessa che non per il desiderio cosciente del risultato finale. In amore l'Ariete può essere fedele ma si stanca dei rapporti frivoli che per lui non hanno lunga durata. L'amore più importante per un Ariete è la libertà. La sua infanzia è spesso travagliata e può essere talvolta dura, ma per quanto riguarda l'istruzione l'Ariete dimostra di solito grande capacità di rendimento. Per crescere bene i piccoli Ariete hanno bisogno di severa disciplina, di attenzione costante ma corredata di grande amore. Consoci il futuro e approfondisci la personalità. Con le